Cioè, per noi c'era Carlo Della Mea. E noi siamo qui oggi per combattere. Noi giovani senza la terra, senza l'agricoltura non ci saremo. Il nostro futuro è la terra. Ci sono tante carte inutili che ci fanno perdere tempo. Siamo molto arrabbiati noi agricoltori perché dobbiamo subire una concorrenza ingiusta con merci di scarsa qualità che arrivano dall'estero, mentre il nostro prodotto, che è super controllato e super garantito, genuino, non viene assolutamente promosso, non viene apprezzato. Alzano la voce agricoltori di ogni età, stanchi di vedere poco rispetto tanto per il loro lavoro quotidiano quanto per la terra e il territorio che devono presidiare. La protesta arriva a Venezia, l'assembramento in Piazzale Roma, zona Giardini. Partono da qui gli agricoltori che fanno riferimento al coordinamento tra CIA, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. Bandiere, cartelli, anche fumogeni, verdi come il colore dei campi, verdi come il colore della speranza di un'azione repentina sulle normative e sugli strumenti che toccano da vicino il settore primario. Il corteo si è snodato così lungo campi e calli. L'obiettivo? Arrivare davanti a Palazzo Balbi, sede del Consiglio regionale Veneto, e portare le proprie rimostranze alla politica regionale. In campo San Maurizio, poi, parola ai rappresentanti delle diverse sigle in agitazione. La prima cosa indispensabile è un'assicurazione sul reddito. Con reddito ci si può andare avanti e parlare di tante altre cose. Oggi siamo qui a protestare per i diritti del mondo agricolo e i problemi che noi paghiamo molte tasse e pochi soldi vengono rigettati nel mondo agricolo. L'IMU in primis, il taglio del gasolio, la difesa del territorio, ma soprattutto il reddito. Senza reddito non si va da nessuna parte. Noi siamo imprenditori e come tali vogliamo essere trattati, invece spesso sembra quasi di essere qualcos'altro. Vogliamo avere una semplificazione della burocrazia, non possiamo stare ore a passare il tempo a far carte quando invece dobbiamo lavorare e dobbiamo esportare i prodotti che produciamo in giro per il mondo e non perdere tempo in cretinate. E a Venezia è arrivato anche il presidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, Dino Scanavino, a proclamare lo stato di agitazione nazionale. Questo governo continua ad assumere decisioni che ci penalizzano, che penalizzano gli agricoltori, che penalizzano questa agricoltura di cui tutti dicono non possiamo fare a meno. Se davvero non possiamo farla a meno, gli si porti più rispetto. I rappresentanti delle diverse sigle sono stati quindi ricevuti a Palazzo Balbi da Clodovaldo Ruffato, presidente del Consiglio regionale, e dall'assessore all'agricoltura Franco Manzato. La richiesta? Un impegno veloce della politica regionale in un momento storico che vede gli agricoltori messi alla prova sia dalla crisi sia dai cambiamenti climatici in atto.